C'era una volta, tra le colline serene della Campania, un uomo straordinario di nome Martino. Martino era un eremita, un uomo che aveva scelto la solitudine per avvicinarsi a Dio. La sua casa era una semplice grotta sul Monte Massico, vicino alla tranquilla cittadina di Mondragone. Martino era conosciuto per la sua incredibile forza d'animo. Nonostante la mancanza di acqua nella sua grotta, egli sopravvisse miracolosamente, come se Dio stesso gli fornisse ciò di cui aveva bisogno. Ogni giorno Martino affrontava una sfida unica. Un serpente, simbolo del male, lo tormentava, ma invece di fuggire, egli restò saldo, convivendo con il serpente per 3 anni, trasformando quella compagnia inquietante in una prova di fede. Come se non bastasse, quando decise di stabilirsi nella grotta, Martino fece qualcosa di sorprendente. Si incatenò una caviglia alla roccia, proprio come il mito di Prometeo. Questa catena non era solo di ferro, ma una catena di volontà e dedizione. Voleva resistere alla tentazione di fuggire e dimostrare a se stesso e a Dio la sua devozione. Un giorno Martino ricevette un messaggio da Benedetto, un altro uomo devoto che viveva a Montecassino. Benedetto, con saggezza e compassione, gli disse che, se era veramente un servo di Dio, doveva lasciarsi trattenere dalla catena dell'amore di Cristo, non da una catena di ferro. Quelle parole toccarono profondamente Martino. Nel frattempo, i pochi compagni di Martino si lamentavano perché la fune del secchio del pozzo era consumata. Martino, sempre attento e generoso, prese una decisione. Con grande gesto di altruismo e fede, si tolse la catena dalla caviglia e la diede a loro. Martino dimostrò che la vera forza non viene dal ferro, ma dalla fede e dall'amore. Continuò a vivere nella sua grotta una vita di preghiera e meditazione, diventando un faro di speranza e coraggio per chiunque sentisse parlare delle sue gesta. La sua storia, narrata da Gregorio Magno, si diffuse rapidamente e Martino divenne un simbolo di devozione e resilienza. Le persone venivano da lontano per ascoltare le storie dei suoi miracoli e per trarre ispirazione dalla sua fede incrollabile. E così, tra le dolci colline della Campania, la leggenda di Martino l'eremita continuò a vivere, come un soffio di vento che porta con sé un messaggio di speranza e coraggio, un messaggio che risuona ancora oggi, invitandoci a trovare la forza dentro di noi, proprio come fece Martino nella sua grotta solitaria. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.